Il 19enne di Alessandria della Rocca, Pietro Leto, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio, è stato portato in carcere. Dai carabinieri della Procura della Repubblica di Sciacca viene ritenuto fortemente sospettato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Vincenzo Giovanni Busciglio, 23 anni, pure lui di Alessandria della Rocca. Del fascicolo d'inchiesta si sta occupando il procuratore capo della Repubblica di Sciacca, Roberta Buzzolani, e il sostituto Roberta Griffo, che ha interrogato a lungo il 19enne. Non trapela nulla su ciò che avrebbe detto il giovane. Stamani la Procura della Repubblica di Sciacca valuterà gli indizi fino ad ora raccolti. La salma del 23enne Vincenzo Giovanni Busciglio si trova ancora nella camera mortuaria dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera e a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quando il ragazzo è arrivato al pronto soccorso era già privo di vita. Non si è potuto fare nulla, ha detto il direttore sanitario Salvatore Cascio. I medici ne hanno constatato il decesso, era già in codice nero. La comunità è sconvolta da questo ennesimo fatto di sangue, siamo vicini alla famiglia e chiediamo a tutti di vivere una vita più vicina a Dio. Con queste parole, Don Salvatore Centinaro, parroco dal 2016 del piccolo comune dell'entroterra agrigentino, commenta la tragica morte di Vincenzo, ucciso da un fendente. Il paese, spiega ancora Don Centinaro, è sconvolto, sta soffrendo. Conoscevo Vincenzo, era un bravo ragazzo, non cercava risse, era amabile ed indifeso.